Cari telespettatori, ben ritornati qui con noi, grazie di essere qui al nostro ospite. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio il professor Giampiero Turchi, che è docente di psicologia clinica all'Università di Padova. Grazie professore. Grazie a voi. La sua presenza è particolarmente qualificata e anche significativa perché va a completamento di un approfondimento che avevamo svolto in occasione dell'8 marzo con alcuni esperti in prima serata. In realtà non c'era stata l'opportunità di avere il professore, però ben venga la sua presenza in questo spazio esclusivo, perché così abbiamo modo di approfondire l'altra faccia della medaglia, ovvero conoscere e scoprire, grazie all'iniziativa anche della Fondazione Feriole Bo Onlus di San Donà di Piave, l'attuatore, cosa scatta in colui che va a perpetrare violenza nei confronti delle donne per lo più. Dopo ci sono un paio di casi anche di donne che fanno violenza nei confronti degli uomini, sì, ma non certo. costituiscono appunto la regola del sistema. E quindi cerchiamo di capire con il professore che con l'università ha attuato anche delle ricerche, degli studi, ha un campione anche di persone che si sono prestate per in qualche modo aprirsi e rivelare la propria condizione, perché adesso capiremo che se è una condizione patologica oppure se è qualche cos'altro, e entrare in un mondo che è stato fino ad ora praticamente non esplorato. Sembra incredibile, si parlava di chi subisce violenza, tutto si apriva lì, però non si andava a guardare chi invece era la causa di questo male. Allora professore, raccontiamo un po' come nasce il tutto e poi vediamo anche di entrare sempre più in profondità della questione. Sì, volentieri, visto che si tratta di un tema in noi drammatico, purtroppo quotidiano, perché la cronaca che voi giornalisti trattate ne riporta sempre esempi ai noi, e quindi è un aspetto che sicuramente va toccato, approfondito. Come sottolineava lei correttamente, la Fondazione Ferioli si è presa questa responsabilità di andare a cercare di illuminare questo cono d'ombra, ma in cui l'ombra è piuttosto intensa e profonda, del mondo maschile. Quindi ha avuto un'intuizione, insomma. Sì, certo. Questo è legato probabilmente all'attività che hanno svolto in questi anni nei confronti appunto dell'offerta di servizi alle donne maltrattate, vessate da parte appunto del mondo maschile. E quindi in virtù di questa esperienza che hanno avuto si sono fatti presumibilmente la domanda di dire bene, ma noi conosciamo adesso tutta una serie di aspetti che riguardano il mondo della donna e che cosa possiamo offrire appunto alle donne in termini di servizio, ma non ci siamo mai chiesti quest'altra parte dell'interazione fra donna e uomo, e quindi cerchiamo di approfondire questa parte maschile. E da qui la richiesta che ci è stata fatta come università, a cui personalmente come ricercatore ho aderito volentieri, proprio perché si tratta di andare a coprire questo vuoto anche di ricerca scientifica sul tema, di andare a consultare, chiedere, approfondire questa tematica proprio con i maschi, cioè con coloro che poi perpetrano come sottolineava anche lei, la violenza nei confronti delle loro compagne, delle loro mogli, delle loro sorelle e a volte anche delle loro figlie, naturalmente. Appunto sottolineava prima fuori onda mentre chiacchieravamo che poi incredibile, però il tutto si svolge sempre per lo più il 99% dentro le pareti domestiche. Sì, no? I valori su questo sono sconfortanti per quanto riguarda anche solo la visione che noi abbiamo della famiglia. Più del 90%, come diceva lei, delle violenze di qualsiasi tipo, siano sessuali, fisiche, vessazioni anche nel modo di interagire, avvengono all'interno delle mura domestiche. Dove uno dovrebbe sentirsi più rilassato e più sicuro, e forse anche lì toglie via le barriere, no, protettive, e lì crolla. E questo è uno degli aspetti che vorremmo riuscire proprio a approfondire grazie a questa ricerca che la Fondazione ha finanziato, tenendo conto che in Veneto ci sono state l'anno scorso qualcosa come quasi 1400 segnalazioni. Se facciamo più del 90%, immaginiamoci che cosa questo rappresenta, insomma, per la nostra regione. È importante la segnalazione? Sì, è il primo passo naturalmente che la donna fa, tenendo conto che per i dati che abbiamo e quindi per le rilevazioni che sono state fatte anche dalla stessa Fondazione, è un grande travaglio, è un grande momento che arriva dopo riflessioni che la donna fa da sé,
a volte consultandosi con qualcuno o con qualcuna, ma raramente questo ancora accade. Quindi è un percorso proprio di riflessione interna che la donna fa per conto suo, che poi scaturisce nella segnalazione, che può essere fatta o ai servizi del sistema sanitario o può essere fatta direttamente alle varie associazioni che si sono costituite nella nostra regione Veneto, per esempio, oppure a volte, raramente, alle forze dell'ordine, quindi a polizia, carabinieri, eccetera. Ma è comunque un esito che scaturisce da un grande travaglio, perché la donna non è ancora arrivata a maturare, e su questo la responsabilità è collettiva, che sia chiaro, non è ancora riuscita a maturare l'importanza di fare questo passo in tempi brevi, ma cerca sempre di fare qualcosa e si pone sempre ancora ai noi l'obiettivo di forse ce la faccio da sola, forse cambia, forse se mi mostro ancora più gentile, ancora più disponibile magari cambia. Continua ad esserci questo grande investimento sul compagno. Il compagno. Allora, che cosa avete potuto riscontrare a questo punto, anche quando volontariamente si presenta un po' sollecitato magari a raccontarsi e quindi a dichiarare certe violenze perpetrate? E chi è questo compagno? Ecco, il chi è già una domanda ai noi molto interessante e nello stesso tempo che ci aiuta a sgombrare il campo da tutta una serie di luoghi comuni. Il chi è siamo tutti noi, sono tutti i maschi, tutti gli uomini che hanno livelli di scolarizzazione fra i più diversi, dal plurilaureato fino a chi non ha avuto una carriera scolastica né particolarmente brillante né particolarmente lunga, tutte le categorie professionali, dall'imprenditore al grande imprenditore, al politico, all'insegnante, all'operatore, quindi è trasversale alle categorie professionali e anche all'età. Quindi anche l'età non è indicativa? No, assolutamente no. Cioè non è che non c'è stata una generazione che magari è stata più violenta per tutto un background anche magari culturale, educativo e un'altra, prescinde, sì, anche sì. più giovani? Sì, anche i giovani, abbiamo riscontri anche su questo proprio in termini sia rispetto alle segnalazioni. Certo. I figli diciottenni, ventenni, diciassettenni che picchiano le madri, per esempio. O le sorelle, ma non parliamo ovviamente magari di quel buffetto che ogni tanto può caratterizzare il rapporto fra madre e figlio, ma parliamo proprio di violenze accertate anche in termini di riscontri clinico-sanitari, per cui, ecco, quindi trasversale anche all'età e trasversale anche alla distribuzione geografico-territoriale, per esempio. Non è che la cosa, come magari per sempre per luogo comune, si potrebbe pensare nel profondo della campagna lì perché le case sono isolate. No, questo avviene in centro città, così come in periferia, così come appunto nelle campagne in cui la distribuzione della popolazione è molto bassa. Che tipo di persone normalmente possono essere? Cioè, hanno dei disturbi? C'è qualcosa dietro? Un passato di chi ha ricevuto maltrattamenti, mancanze, carenze, educazione? Che cosa c'è dietro? Chiaro. Ecco, la ringrazio molto per questa domanda, perché dà modo di poter anche qui sfatare quello che è un luogo comune, su cui forse sì, è un aspetto sul quale dobbiamo smettere di crogiolarci e che forse è anche un elemento che non ci aiuta poi ad intervenire efficacemente rispetto a questo tema così delicato e drammatico. È che queste persone non hanno disturbi psichiatrici, non hanno rilevanze cliniche, psicologiche particolari, non hanno un passato da maltrattati a loro volta, per quanto certo possono esserci, ma la casistica, la distribuzione dei valori è tale per cui non è significativa rispetto poi a poter dire se uno ha
avuto, certo, è stato sì. maltrattato, poi di me. Ecco. Quindi anche su questo dobbiamo sfatare assolutamente luoghi comuni. Sta diventando un incubo trovare diciamo così, un contorno, un profilo che possa essere. Ma a questo punto io le chiedo anche, la psichiatria forense, la psicologia forense può venire in soccorso? Perché bene o male stiamo parlando di reati. Certo, certo. E quindi esiste un profilo psicologico di colui che attua certi comportamenti, no? Perché poi si arriva, adesso non abbiamo voluto parlare, però diciamo che esiste al femminicidio. Sì, e certo. quindi attenzione, come anche all'omicidio dei genitori. Certo, quindi siamo in altre situazioni, sono sempre violenze tra le pareti domestiche. Certo. C'è qualche cosa che può essere di supporto? Guardi, la psichiatria forense? La psichiatria forense avviene nel momento in cui questa particolare condotta è già diventata una fattispecie di reato, quindi arriva post, non arriva ante. Che voi invece cercate di essere... Sì, è necessario, perché se non riusciamo a fare questo passaggio continuiamo a lavorare sempre dopo. Quindi certamente è fondamentale aiutare poi la donna che ha subito la violenza nel riuscire a trovare una strategia rispetto alla propria vita biografica che sia soddisfacente e di sviluppo. Così come può essere poi utile un intervento magari molto mirato nei confronti del maltrattante, di chi è stato giudicato dalla giustizia come un maltrattante. Ma la psichiatria forense, siccome viene dopo, le indicazioni che dà per quelle cose che ci siamo detti precedentemente non è di aiuto, non può essere di aiuto, proprio perché arriva dopo. Ai noi. Allora, voi avete aperto insomma il supporto, supportando il centro, questo luogo di ascolto. Sì. Che cosa avviene in questo luogo in modo particolare? Dunque la fondazione con cui come università stiamo collaborando anche su questo tipo di aspetto, cioè l'offerta di servizi come università, la fondazione offre, è aperto da poco, oltre ai servizi di consulenza legale, di ascolto psicologico, di supporto anche logistico domiciliare, perché la fondazione dispone appunto di strutture idonee ad accogliere sia le donne ma anche i loro figli, perché spesso ai noi quando diventa un reato l'allontanamento è legato anche ai figli, non è solo legato alla donna, alla madre o alla compagna. La fondazione concordemente appunto ha aperto questo servizio di ascolto anche nei confronti degli uomini. È una delle prime in Italia, ci sono alcune esperienze pilota appunto a livello italiano, è una delle prime. Questo centro di ascolto, questo luogo di ascolto che è stato chiamato di educazione all'affettività, ma semplicemente per aiutare coloro che si trovano in questa situazione come uomini, come maschi, a non avere un'etichetta a prescindere dalla loro posizione, perché sappiamo quanto questo sia critico, perché se uno viene etichettato già, questo maschio non si affaccia alla possibilità e alla disponibilità che viene offerta, perché non va lì per sentirsi ulteriormente caricato di un'etichetta che ovviamente sa già di avere, se la attribuisce da sé, però non la riconosce come tale. Potrebbe essere aperto anche a giovani che hanno i cui genitori si accorgono che sono particolarmente violenti e quindi vogliono dargli una prospettiva anche di una vita di coppia normale? Certo che sì, infatti il luogo è disponibile, è aperto a chiunque, a quei uomini e maschi che a prescindere dall'età che abbiano, come dicevamo prima, e quindi anche laddove ci siano segnalazioni fatte da famiglie, certamente. Allora andiamo in pubblicità, poi vediamo se è possibile guarire dalla violenza, da chi dall'essere violentatore tra virgolette, insomma, anche se in certi casi poi come lei ci racconterà si tratta proprio di violentatori. Pubblicità, poi siamo di nuovo insieme.